Grazie a voi per l'invito, ovviamente è sempre stimolante, nonché un'opportunità partecipare ad occasioni così di confronto, specialmente quando si mette al centro un po' la questione anche del ruolo e della funzione, insomma, dei giovani nella politica, del rapporto che i giovani possono avere con la politica, perché per me, che ho in qualche modo un osservatorio privilegiato da segretario provinciale, è un po' parlare anche del percorso di vita che ho fatto in questi anni, perché chiaramente da un lato per un giovane occuparsi attivamente di politica e farlo anche con così quasi a tempo pieno a volte è un impegno e quindi diventa anche una difficoltà, cioè c'è il tema di come riuscire a conciliare la progressione delle cose ordinarie, chi ha lo studio, chi il lavoro, chi insomma altri impegni di vita privata, con questa grande passione che però se la vuoi insomma svolgere a pieno non è una cosa che si può fare nei ritagli di tempo libero, ha bisogno anch'essa di parecchio tempo, di parecchia dedizione e questo insomma è già un primo argomento sul quale più volte nella mia esperienza mi sono imbattuto e spesso mi rendo conto che magari non è sempre diretto, percettibile, immediato anche da chi ci guarda dall'esterno, nel senso che appunto magari quando una persona è più matura è già portata in qualche modo ad organizzare i suoi tempi anche in base a cose diverse. Invece per un giovane, quindi in un periodo di crescita, che sia all'inizio, che sia già durante il liceo, che sia magari già durante invece il periodo universitario, comunque è una fase nuova, no? È un momento in cui possono cambiare tante cose, in cui si abbracciano molte sfide, in cui si percorrono strade nuove. Aggiungerne una così importante, totalizzante, che di solito arriva in quel periodo lì, se arriva, nel senso che prima di 18 anni siamo tutti cultori magari della materia, nel senso che ce ne interessiamo, però finché uno non può votare difficilmente si mette in discussione, prende il piglio insomma di occuparsi direttamente di politica, di cosa pubblica, di enti, di livelli di governo, eccetera eccetera. E quindi quando arriva è una cosa generalmente che ricorda un po' il primo amore, cioè trasporta completamente, bisogna anche stare attenti perché sennò insomma gli esami sul libretto iniziano a essere sempre più dimagriti, a essere sempre meno, e invece il tempo dedicato alla politica è sempre di più. Però penso che sia anche un'esperienza e una sensazione molto bella e molto positiva, che forse ha avuto anche un po' un nuovo momento tra la scorsa e questa legislatura, perché prima mi ricordo che i giovani facevano anche un po' più fatica ad avere ruoli di primo piano, ad essere presi in considerazione all'interno di una dinamica di partito, ma anche insomma di dibattito come società. Il PD per esempio ha sempre avuto la giovanile, i giovani democratici che consentivano comunque di dare voce, di dare espressione ai giovani, però non è lo stesso avere un ruolo da segretario anche solo di circolo o poi ancora di più da segretario provinciale rispetto ad avere un proprio ruolo all'interno di una giovanile. Nel momento in cui si acquisisce insomma questa dimensione si entra in contatto anche con i veri dibattiti della politica, i veri tavoli, quelli in cui si decide le reali dinamiche che sono sicuramente complicate, anche molto avvincenti, però non sempre immediate per una persona così che è giovane, quindi che ha anche uno spirito, un entusiasmo, ma che deve imparare a conciliare con questa complessità immensa e che insomma nessuno ci spiega a scuola. Io ho anche studiato scienze politiche, ma la mia laurea ha contribuito sicuramente alla mia formazione, è stata utile, ma poi essere all'interno insomma della Camera dei Tettoni, per usare un termine che spesso viene richiamato, è una cosa diversa, sia se bisogna fare la lista nel comune, sia quando invece bisogna sedersi, come è capitato per esempio a me nell'ultimo anno, ad un tavolo dove sono rappresentate tutte le forze politiche dell'arco parlamentare e nel nostro caso siamo riusciti a trovare una quadra proficua, positiva, per individuare un'unica persona che governasse la provincia.
e quella persona poi abbiamo avuto anche la fortuna che comunque era un iscritto del Partito Democratico, e in questa maniera così abbiamo portato a casa sicuramente un successo. Devo dire che nel mio caso particolare sono stato anche forse fortunato, perché comunque da un lato mi sono avvicinato molto presto alla politica, avevo la tessera già a 16 anni, mi pare, se non mi ricordo male, nel 2007 il PD consentiva comunque, come alle primarie, che si poteva andare a votare anche se aveva meno della maggiore età, la tessera si poteva farla già allora, e quindi a 22-21 anni, se non ricordo male, sono stato segretario di circolo, a 22 poi sono entrato in consiglio comunale. Anche quella è stata un'esperienza per me molto importante da un punto di vista formativo, perché all'interno dei nostri circoli, come dire, ci possono essere dinamiche più o meno vaste dal punto di vista dei contenuti che si affrontano, però è completamente diverso sedere sui banchi di un consiglio comunale, o addirittura, per chi ne ha la fortuna, in amministrazione, avere un rapporto diretto che va anche oltre quello del nostro partito di rappresentanza con il cittadino, e riuscire in qualche modo a sommare, a mixare sempre, per tenere tutto in maniera più coerente possibile, le varie dimensioni, quindi quella col cittadino tu che ti ferma per strada, ti può parlare della buca, come anche i grandi problemi che riguardano i nostri enti. Il mio, per esempio, Monselice conserva un debito molto molto alto, e quindi questa era una delle cose di cui mi sono trovato più spesso a parlare con i cittadini, con lo stesso dibattito rapportato all'interno del circolo, dove magari i termini sono più politici e meno diretti, cioè mentre uno ti chiede appunto la buca, no? La strada, queste cose qua, all'interno del circolo si ragiona anche in maniera un po' più articolata, un po' più legata alle sensibilità, e poi sommare tutto questo anche alle nostre dinamiche come PD, nel senso che quando c'è un congresso, per esempio, noi ormai siamo abituati a farne spesso, negli ultimi 4 anni ne abbiamo fatti 2, un po' tutta l'attività politica non si ferma, nel senso che va avanti, però per noi quantomeno si rallenta, perché siamo molto concentrati in queste fasi interne, e quindi riuscire a tenere tutto questo in piedi, mandarlo avanti anche con la vita di ciascuno di noi, sicuramente non è facile, soprattutto quando uno è in un periodo di crescita. Però ripeto, io sono stato fortunato da un lato perché aver fatto questa gavetta, aver fatto questo percorso prima di arrivare nel 2017 alla federazione provinciale, dove tra l'altro abbiamo fatto un congresso per me bellissimo logicamente, ma penso, spero sempre anche per chi mi ha accompagnato, poi vi spiego perché, ma ecco, essere arrivato lì è stato probabilmente anche frutto del fatto che la federazione padovana aveva già, insomma, dal mandato precedente messo in moto un meccanismo dove si era fatta la scelta di investire molto sui giovani. Il mio predecessore era entrato in carica con qualche anno di più di me, comunque c'era un buon rapporto tra la giovanile, le figure, insomma, che avevano avuto modo di fare esperienza all'interno del partito. Anche il segretario cittadino di Padova era un giovane under 30, adesso ha qualcosa di più di 30, ma insomma comunque conserviamo questo lieto motivo, e di conseguenza è sempre stato molto spontaneo per noi affermarci. Certo, una spontaneità che evidentemente soprattutto chi oggi, dopo aver fatto quell'esperienza, è approdato per esempio nella giunta del comune di Padova, dopo una campagna elettorale importantissima che ha in qualche modo anticipato un po' le nostre dinamiche nazionali, perché è stata una campagna elettorale dove si è allontanato Bitonci, che per noi era veramente il Salvini che abbiamo conosciuto a livello italiano nella dimensione più locale di capoluogo padovano, quindi è stata una campagna elettorale veramente durissima, dopo tra l'altro una sfiducia che, come dire, è stata un'impresa, ma al contempo spacca sempre un po' la città. Quando sfiduci un sindaco, anche se è una delle persone che meno si possono apprezzare, che assolutamente meno fa per tenere unita una comunità, comunque c'è una parte di quella città che risente di questo colpo e non accetta l'idea che è stato sfiduciato un sindaco legittimamente eletto. E quindi tutto il lavoro che queste persone hanno fatto, mi riferisco in particolare ad Antonio Bressa, a Massimo Beppin, ma anche a tanti altri, ad Andrea Michalizzi, a Margherita Colonnello, a Franco Forti, che la maggior parte di questi oggi hanno ruoli all'interno dell'amministrazione comunale, è stato veramente un lavoro prezioso e sempre in sinergia generazionale con chi di strada ne aveva fatta molta più di loro e quindi aveva molta più esperienza.
Questo secondo me è un aspetto prezioso, cioè quello di saper legare, diciamo, le varie epoche, le varie fasi generazionali, e quando parliamo di unità metterla al centro del dibattito anche in questa chiave, cioè tenendo insieme persone che hanno età diverse e che sentono anche esigenze, hanno approcci alla politica molto diversi. È una cosa che forse a volte ci viene un po' spontanea da dare per scontato, e invece bisogna dedicarle la debita attenzione. Vengo e poi concludo a quel congresso che noi abbiamo vissuto nel 2017. Per me è stato vincente la nostra scelta, da un lato perché io avevo attorno a me una squadra di ragazzi che mi hanno dato una mano, e quindi tutto l'aspetto operativo, esecutivo passava per persone che erano anche giovani e quindi trasmettevano tutta la loro vitalità nel farlo. Magari sbagliavamo, magari eravamo anche un po' impreparati, un po' imprecisi, non avevamo certo le spalle larghe di qualcun altro, però quando si arrivava a contatto con i militanti, il fatto di avere una grande voglia di fare, una grande voglia di mettere in piedi un partito che a Padova è molto solido ma è molto diverso, nel senso che è molto monocentrico. La città ha una sua vita, la provincia ha una vita molto diversa, e quindi riuscire a tenere insieme tutto questo non era facile. Probabilmente serviva proprio che un gruppo di giovani, io sono di Monselice, ma la maggior parte di questi anche proveniva dalla provincia, solo noi in qualche modo forse eravamo appunto nelle condizioni di ritrasmettere un entusiasmo con credibilità, perché serviva qualcuno che lo facesse partendo dalla provincia per tenere insieme tutto il partito. Noi l'abbiamo fatto in sintonia totale e assoluta con persone di tutte le età, di tutte le esperienze, e questa è una cosa che logicamente a me personalmente rimarrà impressa per tutta la vita, perché è stata senz'altro la sfida più bella che abbia vinto. E concludo veramente dicendo un'ultima cosa, che non so che tempi abbiamo, quindi non voglio rubarne a qualcun altro. Poi a me piace ovviamente dialogare, quindi mi aspetto che ci siano un sacco di domande dal pubblico. Molto spesso abbiamo così come Partito Democratico questi rimandi alle storie precedenti, no? A Margherita, all'AIDS, qualcuno quando si parla di organizzazione si rifà sempre al PC, e anche adesso che è un momento senz'altro molto delicato e complicato, con le plurime scissioni che abbiamo subito, viene facile fare delle comparazioni, no? Rievocando anche frammentazioni che c'erano in passato. Ecco, se dobbiamo parlare di giovani, non dimentichiamoci che noi non capiamo un cazzo quando si parla di queste cose. Cioè, io conosco perfettamente la storia, sono appassionato di storia politica, ma sono nato democratico. Quindi, quando parliamo di qualcos'altro, facendo trasudare che forse c'è qualcosa ancora da rivitalizzare, non è che mi manca l'entusiasmo, ma è che io, il mio orgoglio ce l'ho qua, sono un democratico. Noi siamo nati in un partito democratico. Ogni sforzo che ci vedrete fare sarà esclusivamente finalizzato a preservare questa comunità. Se domani non ci fosse più il Partito Democratico e non ci fosse più prescissioni, io probabilmente smetterei di fare politica. Nel senso che se c'è un'evoluzione in positivo, si costruisce qualcosa di nuovo, qualcosa che espande, allarga la base. Adesso bisogna vedere che cos'è, ma il 90% me ne sentirei parte e continuerei a darmi da fare al 100%. Se invece fosse una cosa che riduce, che ci distingue, che ci divide, ecco, francamente non mi appartiene. Credo che il Partito Democratico abbia una storia ormai decennale, però spesso, adesso non mi ricordo chi, forse era il nostro europarlamentare romagnolo, era Zoffoli, faceva una battuta e diceva sempre che ci continuiamo a domandare se il PD, nonostante siano passati 10 anni, assomiglia più il babbo o la madre, però intanto ha 10 anni, quindi tra un po' arriverà anche la maggiore età. Ecco, secondo me il Partito Democratico è veramente quella cosa lì. Cioè, è una cosa che non dobbiamo stupirci del fatto che sono già passati 10 anni. Speriamo di averne davanti altri 10 e altri 10 ancora. Da parte nostra, credo, come giovani, insomma, anche quelli che hanno assunto responsabilità non soltanto all'interno del giovanile, c'è tutto il desiderio e la voglia di continuare a lavorare all'interno di questo contenitore, consapevoli che è non solo l'esperimento, ma il più bel laboratorio che probabilmente a livello di partiti l'Italia abbia mai offerto. Grazie.